baciamo le mani a tutti. Questa sera siamo qua per ricordarvi una cosa. Vi ricordate dell'ultima registrazione che abbiamo fatto con Maria? E cioè che Maria ci ha presentato il suo fidanzato virtuale e noi ovviamente non l'abbiamo conosciuto perché non lo conosciamo, non sappiamo chi è. Ebbene, Maria ha avuto dei problemi con questo fidanzato che ora Maria ci vuole spiegare. Questa sera ha pensato di fare questo videomessaggio dedicato a lui, in maniera tale che lui senta quello che deve dire, perché il problema di Maria è veramente grosso. Allora Maria, com'è cominciata la storia? Io quando viene di carità, io perché a mia come dire, io dice mi ha chiamata a mia, ma quando? Che io l'ho domato, io non sono soda, io se fossi soda, sì. Allora sogno, ma io se anche là è buona, esatto, ma tu mi hai telefonare. Ma tu mi hai raccontato che hai avuto un problemino con lui. Sì. Esatto, un piccolo problema. Di che cosa avete parlato in questo problema? Qual è stato il problema? Quando tu vieni, giusto, e io ci disse, quando facciamo video, io ci sei, tu ci sei, dicevo c'è un dighi, ci sei perché a me mi fece mia madre, ci sei sogno acqua e sapone, signorina, è onesta, è vergine. Ah, ecco, e non mi disse Maria, esatto, a me mi batto il cuore. Esatto, e io lì volevo arrivare, cioè il problema vero e proprio è stato che lui non crede alla tua verginità. Ma io dici, cioè, un giro che tu sei sana, va. Un giro, un dighi, poi mi ci ti batto il cuore. Se pure tu mi vedi a mia nuovo video e ci pesci e fu con profumi e io sono innamorato, io ero innamorato di me, io sono innamorato di lui, perché è stato nervoso, adesso ha avuto sempre i giorni di sera, sai com'è, con una... L'amore è l'amore, sì. Quando non piace subito la persona, perché tu ci pesci subito, io pure rido, perché tu te perché lo sai è mia, quando mi girava la seggia, mi metteva la mano qua, e poi si scegava con me. Non mi ricordo quando ti feci da mostrare. Caca, E poi io ci disse, faccio chiesa e casa. Poi io ci dico a Idro, se Idro avesse scendere, perché io faccio il compleanno, se tu scendesse. Certo. Perché Idro ha fatto il compleanno, Idro. Io faccio 39. Allora, dico, sarebbe la volta buona nel momento in cui tu fai il compleanno di concludere qualcosa, no? Certo, Idro avesse scendere. Se no ce n'è piacere. Cioè, ma il vero problema qual è di sta situazione? Che lui non ci crede che tu sei a questa cosa. Se io se fosse morto, io sapevo molto da piccerita, ma siccome io metto pure perché io ho un dottore estetico, una cavaliere quando è sposata, o perché convive, o c'è una piccerita, se io fossi morto, io oggi farà notte a fare la vita di ogni di sera, ma mia queste cose, no, io faccio chiesa, e io funaro, sono mercato, poi in chiesa, esco come padre materna. Come madre. Facciamo capire alle persone che ci stanno guardando qual è perché un michire? Io non lo so. Facciamo capire il problema qual è. Allora, Maria ha avuto questo problema col fidanzato. Che il fidanzato non crede assolutissimamente che Maria è sana. Ora, siccome Maria è sana, per come l'ha fatto sua madre, a questa è intatta, è giusto? Certo! È intatta. Però il problema è che lui non ci crede. E che cosa ha chiesto a Maria? Ha chiesto una visita dal dottore. In maniera tale che il dottore ci dice sì, questa ragazza sana. Ma anzi, Maria, queste cose non ci piacciono. Anzi, mi dicono i fans, ci sei una bella donna, hai belli occhi, sei bella, sì, a me tutti mi vantano. Il discorso di dare la prova della verginità, tu non sei d'accordo, è vero? Sto cucinando in mucca, a me non mi sta bene, va. Perché mi dice sì, nella piccerita, va bella tirata, io stavo sempre a casa, che è casa. Quindi, allora questa sera, esatto, sei in collegamento virtuale con lui. Hai la possibilità tu di dare un videomessaggio diretto al tuo fidanzato. Va bene, puoi parlare e guarda la telecamera. Va. Tu a me mai chiedere, perché ho un sogno falso, io sogno sincero, e il sogno mi piace ridere, mi piace scherzare, mi piace dire, se tu scendi è meglio, perché io faccio compleanno, io faccio 39, io sono 24 settembre 75. Se tu mi dici queste cose, io ci arresto male, io arresto scioccata, arresto come un stocco, va, così, io ci arresto offesa, perché mi dire queste cose, perché tu a me non mi chiede? Se io mi piace di dire tu pure mia, basta, io mi chiedo a sistemarmi. Quindi la verginità a questo punto non c'entra. Certo, io ricordo, io non sogno falso, io sogno sincero, perché come a mia tu come oggi non capita picciotta giusta, perché è troppo difficile, perché fino non è più vergine, perché io so fare tutto, va. Un sogno macarura, no, perché come oggi è difficile, perché a me non mi chiede? Per cui, perché mi dire queste caro cose? fidanzato di Maria, se tu provi le stesse cose che prova Maria e hai avuto lo stesso, come si chiama? Io. No, come si chiama il coso che hai avuto tu? Io, un nome... No, il colpo...
Ah, poi io corpo là è tutto sano. E poi che non c'è fatto né giglia, né naso, né fungia, e manco poi che manco ricchi. Dico, tu hai avuto un colpo di... È naturale. un colpo di Fulmine. Esatto, quindi se lui prova le stesse cose che provi tu, e cioè che è stato un colpo di fulmine come te, esatto, Sì. tu ti devi accontentare di trovarla come gay. Perché lei è, per come l'ha fatta sua madre, intatta e sana, vergine al 100%. Prova di verginità, lei non te ne può dare. Perché non gliene puoi dare? E ora non può essere subito. Quando si sposiamo, oggia. C'è tanto. Poi io non hai petto fatto, io sono tutta naturale. O culo non l'hai fatto, manco a ricche, manco un sogno, bello corpo, va. Perciò ripetiamo di nuovo, caro fidanzato di Maria, se tu a Maria la vuoi e senti le stesse cose che sente Perché lei, io tutto l'anno chiancio, perché adesso lei è tia. Stai dicendo io non la chiancio, perché sono innamorata, adesso lei è tia non la sei, perché quando non è innamorata ci penso una persona, io ti giuro che tu a scendere, basta. esatto, per cui caro fidanzato virtuale di Maria, se tu senti le stesse cose di Maria e hai avuto il colpo di Fulmine. fulmine come il colpo di fulmine ha avuto Maria, e ora che ce l'ha avuto sto colpo di fulmine è già un bel pezzo, vero? Sì. E d'altronde ne sta pagando le conseguenze. E allora l'unica cosa che devi fare è prendertela così, come la trovi, a sorpresa, a uovo di Pasqua. Perché se Se scendi. lei dice che è sana, tu ci puoi mettere la mano sul fuoco, che lei è sana, è giusto? Se tu sì, giusto. Se tu scendi e tu ignati tutti i danni con lei. Che io ho la paletta, tutti i cani nati, Esatto. Lei ultimamente ha sofferto tantissimo. Adesso- Dalla mattina alla sera sembra piangere. Noi l'altra Io faccio sera- compleanno. L'altra sera lei si è andata a fare la doccia. L'abbiamo trovata che piangeva. Una cosa incredibile. Come tu sei innamorato, io sono innamorata. Si è di presa Dio. una collera veramente... Mi piace subito di dire che ci posso fare. Che mi fare? Scendi, all'estete. O domani, poi scendo dopo domani. A scendere. Vabbè. Ripeto, noi siamo qua che ti aspettiamo, però la cosa che mi raccomando è te la devi prendere così. Mi raccomando. Però tanto ti piace io fatto, che tutti i massaggi ti feci io. E come ti piace con la crema? E anche quando lei ti ha fatto quello, ti è piaciuto pure, vero? Quando mi faccio papà lo contro, quando mi gira così scega con mia. Esatto, quelle sono cose che piacciono. E come ti ha fatto? Come ti ha fatto? Mi messa la mano quando finiamo di fare dei video, quando finiamo. Quando mi messa la mano mi fece così, ti sarà, mi fa mica. Poi. E come ti ha fatto Così. il vero gesto? Il Ah, vero gesto come è stato? No, prova tu. Mi messa la mano mi fece così. Così. Ok. E poi mi gira sta giustamente sedia, poi ti è una scigassi cosa- con mia. Giustamente è una cosa che Io piace agli capivi. uomini. Un Poco gesto profuso. simile. Un gesto simile. E Maria si è presa il colpo di fulmine. Scelto io subito quando una persona mi piace e quando io piglio sta sciata, mi dare famosa, io perché mi ha fatto tutti, perché mi ha sconato io subito. Scora, vita tia. Mi Ma innamorai. che cosa ci hai trovato di bello? Cioè, qual è stata la cosa che ti ha fatto innamorare? Perché è bello, è alto, ha i muscoli, mi piace. Poi ha gli occhi giù azzurri, che di me sono verde, ma non è che aveva la ricchina, vai, così giù. Si può accoppiare. No, ricchina non natura, però mi piace subito. Fu copri fumo, ne va, e basta. E adesso là è idro, a scendere. E basta. Vabbè. Ti do un saluto. Ciao. Ciao, Maria, Ti raccomando, ti voglio bene e ti amo. te la devi prendere così, come si trova. Sì, sì. Garantita al 100%. Con me non c'è nemmeno Per sogno. come l'ha fatto sua madre, ci vuoi dire? Ma a me mi fece mia madre, sogno acqua e sapone, visita niente. Io ti voglio bene, La ti visita poi dopo meritate. odia quando c'è un piccino, perché io ti amo, ti voglio t'abbraccio, ti bacio, ti scendi, ti mando un bacio. Vabbè, baciamo le mani.